Architetto Alessandro Casaretto, presidente Entel, Ente Nazionale Tempo Libero, Movimento Cristiano dei Lavoratori, sempre è presente con queste iniziative anche in collaborazione col CIF e con l'Associazione dei Liguri nel Mondo. Sì, ma grazie a voi che siete sempre a dare la voce a noi, ma soprattutto a una diffusione sui mass media e grazie ai vostri bellissimi servizi, perché sono fatti molto bene, a parte che ho un piacere sempre di incontrarti perché sei veramente professionale oltre che bravissimo. Grazie, guarda, noi oggi parliamo di donne, insomma, parliamo di un anniversario importante, il CIFE, parliamo di un'associazione veramente 80 anni di lavoro, ma sono tantissime queste associazioni in Italia. Sì, premetto che 80 anni ce l'ho anch'io, quindi sono nato quando è stata fatta il CIF, quindi mi sento un po' così. Per fortuna oggi alcune relatrici hanno detto che, anzi in particolare Monsignor Poggi, ha detto che l'età aiuta a comprendere meglio, grazie all'esperienza, a comprendere meglio il mondo. E quindi effettivamente sono tante. Si dice quante sono le formiche al mondo, non si sa il numero delle formiche al mondo, e invece nel CIF non si sa lo stesso, perché sono in tutte le regioni, in tutte le realtà. E adesso in tutte le province ho appena parlato con la Presidente nazionale, la quale mi diceva che il Movimento Cristiano Lavoratori ha partecipato con loro a uno dei momenti di rinnovamento negli anni 70, e quindi vedi che le cose si intrecciano in questo grande numero di iscritte del CIF. Peraltro devo dire che io sono stato l'ultimo erede di una famiglia che ha fatto per 3 generazioni solo donne, quindi sono nato in mezzo alle donne, cresciuto in mezzo alle donne e anche, diciamo, come dire, assistito dalle donne, quindi ho dei vizi di base, cioè per me le donne sono amore mio a loro e loro a me, e quindi questo mi ha fatto molto piacere e oggi sono a celebrare come presidente dell'Entel, ma come uno dei rappresentanti di uno degli organismi del terzo settore più importanti che ci sono in Italia, ad ammirare questa grande presenza delle donne. Noi stessi, devo dire, e poi concludo con questo, nella nostra nuova struttura nazionale sta aumentando, come sempre, è aumentato ancora il numero di donne, di rappresentanti, di personaggi dentro la nostra direzione nazionale e anche nelle situazioni locali. A Genova poi abbiamo il record, perché le nuove generazioni sono tutte donne, quindi signore mie, il futuro è donna, questo devo confermarlo come Presidente dell'Ente. Grazie mille, abbiamo tanto da fare come donne e ci ritroveremo con Entel prossimamente il 6 di aprile. Grazie, arrivederci allora a tutti. Siamo con Anna Maria Campello, ambasciatrice di Genova nel mondo, scrittrice, poetessa, vicepresidente dell'Associazione dei Liguri nel Mondo. Anna Maria Campello, ma quante attività, e poi ovviamente iscritta al CIF. Sì, non saprei, 35-40 gli anni, poi non l'ho più contati. Comunque sono molto legata al CIF, fra l'altro l'ho anche detto e lo meritava. Abbiamo avuto ed abbiamo una presidente bravissima che si è dedicata anima e cuore veramente al CIF in tutto, dalla A alla Z, in qualsiasi attività lei più di così non avrebbe potuto fare. Poi ad esempio a Campetto la ristrutturazione della fontana antichissima con l'architetto Roberta Ruggia. Roberta Ruggia è un'altra donna in gamba, veramente, insomma, sempre presente in tante manifestazioni, e quindi parlando di donne abbiamo già 2 donne al top, lo devo dire. Senti, oggi eri qui insomma per dedicare una delle tue poesie al CIF, quindi la poesia Donne, Arte
cultura e volontariato. Perché infatti buona parte di queste donne si occupano di volontariato, fanno tutto in maniera spontanea, col cuore, non nessuno ha una remunerazione, ecco, quindi il volontariato è quello. Quindi la tua poesia, insomma, dedicata a tutte le donne del CIF e ovviamente non solo. Di cosa parla la poesia? Poi avremo ovviamente la registrazione della super performance in questa meravigliosa sala, ma la poesia di cosa parla? E la poesia parla nel tempo delle donne che hanno fatto un po' la storia, diciamo, no? Partendo da, non so, dalla Gioconda, insomma Dante con Beatrice, partendo da lì siamo arrivate anche a donne scienziate, insomma in poche righe ho cercato di sintetizzare le donne che sono state anche sfortunate, come la Giovanna d'Arco, altre donne che non sono state tanto fortunate nella vita. Comunque abbiamo avuto donne scienziate, la Curie, ma in breve tempo, perché la poesia deve essere abbastanza sintetica. Quindi con pochi versi ho cercato di raggruppare le donne più significative in vari ambiti e in varie epoche. Grazie Anna, e quindi aspettiamo di sentire la poesia. Grazie. Allora è con grande emozione che sono qua per questo anniversario. Io non so, sarà 35-40 anni che sono con il CIF, lo sento un po' mio, diciamo, no? E poi devo anche ringraziare, abbiamo avuto una grande presidente a Genova, no, Laura Casanova Ripsi è stata una grande presidente, ha fatto delle cose bellissime, appena poi con l'architetto Roberta Ruggia, e quindi sono un po' emozionata, ma sono felice di essere con voi e grazie per avermi dato questa opportunità. Donna, arte, cultura e volontariato a cavallo del tempo. Quante donne favolose hanno lasciato un segno. Leonardo immortalò l'enigmatico sorriso della bella Gioconda. Tanto gentile non è scappare Beatrice al nostro sommo Dante. Molte sante in paradiso, altre qui in terra trattate da streghe e schiave. La D'Arco e Artemisia patirono inganni, ingiustizie. Debret è madre coraggio. La Curie, grande scienziata, scoprì radio e polonio esponendosi ai raggi. Rita Levi Montalcini, neurologa, ricercatrice, dedicò la vita alla medicina, mentre Margherita Hack sarà forse in cielo a studiare galassie e stelle. Altre supreme donne si distinsero a fatica nell'arte, nella cultura e nel volontariato. Madre Teresa di Calcutta, mano d'aiuto ai poveri derelitti. Magnifiche, grandi donne, note o sconosciute, si dedicarono al prossimo con bontà e altruismo, per amore, empatia e pura, semplice solidarietà. Passo la parola alla professoressa Arianna Bellino, docente di diritto pubblico all'Università di Genova, che parlerà di madri costituenti e principi costituzionali, profili di attualità. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vedo molte amiche, molte persone che conosco tra il pubblico,
donne anche a questo tavolo, vi ringrazio moltissimo per l'invito, per me è un grande onore oggi celebrare insieme a voi questo importante anniversario del CIF, quindi grazie davvero. Allora, mi scuso in anticipo così per i flash davvero veloci, ma come sapete sono sempre disponibile per dialogare, per approfondire, per rispondere poi alle vostre domande eventualmente nella parte finale di questo incontro. Vorrei darvi qualche indicazione che riguarda sia gli importanti principi che sono stati affermati dalle madri costituenti e poi vedere un po' l'attualizzazione di questi principi, alcune cose che sono successe più di recente che ci riportano a quei principi, ci fanno dire anche che il percorso non è certamente concluso. Io nell'Università di Genova insegno diritto pubblico, quindi la prospettiva dalla quale vi parlo è quella del diritto pubblico, del diritto costituzionale, ma tranquilli, non è sicuramente una lezione di diritto quella che ho intenzione di farvi, però per comprendere il percorso delle donne abbiamo bisogno di qualche coordinata e c'è una cosa che mi piace ricordare sempre. Il punto da cui il costituzionalismo parte, cioè l'idea che il potere debba essere delimitato da delle leggi, in primo luogo dalla Costituzione, questo evita che il potere possa degenerare, che possa diventare tirannico, che possa diventare assoluto, quindi un momento importantissimo. Noi collochiamo per l'Italia il costituzionalismo nel 1848 e poi con l'emanazione dello Statuto Albertino che diventa poi nel 1861 la prima Costituzione del Regno d'Italia. E quello per noi è il momento in cui il costituzionalismo nasce. Ma il costituzionalismo nasce non per tutte e per tutti, ma nasce per quel signore lì, che è frutto di un'immagine di intelligenza artificiale alla quale io ho detto darmi un'immagine di maschio bianco e proprietario nello Stato liberale, e quella è l'immagine che mi ha riportato. Un'immagine che certamente esclude anche la maggior parte degli uomini dell'epoca dalla gestione del potere e dalla possibilità di essere tutelati dai diritti fondamentali che per la prima volta vengono affermati con la nascita del costituzionalismo, ma che certamente esclude tutte le donne, d'accordo? Perché? Perché sono donne, non c'è un'altra risposta a questo, è una vera e propria infirmitas sexus, è l'idea che le donne appartengono a un genere inferiore e quindi debbano essere relegate in alcune sfere, in particolare nella sfera domestica, ma ad esse non può essere assegnata la gestione della cosa pubblica, il potere dello Stato e addirittura il potere economico e neanche il potere all'interno di quello che è l'uomo per eccellenza ad esse assegnato, cioè la famiglia, perché le donne sono discriminate anche lì. E queste, guardate, sono cose che dobbiamo tenere presenti perché ci dicono dove le 21 madri costituenti che il 2 giugno del 1946 vengono elette per far parte dell'Assemblea Costituente, questa è la situazione nella quale si inseriscono. E allora il fatto che fossero 21 su 556 ci porta a dire che erano un numero molto piccolo, ma è in verità un evento epocale, perché andiamo in quel momento a rompere quell'ordine monogenere nella composizione degli organi rappresentativi che ha sempre contraddistinto fino a quel momento il nostro Stato. Io ho due figure che mi hanno sempre particolarmente interessato, due madri costituenti. Una è Maria o Anna Maria Gambello Federici, esponente della Democrazia Cristiana, che tra l'altro mi risulta che sia stata anche presidente del CIF, la prima presidente del CIF, ecco, poi forse ho sbagliato a mettere 44 50, forse ho preso oggi che è 45-50, quindi mi piaceva ricordarla anche per questo motivo. La seconda è Angelina Merlin, è nota a tutti, esponente del Partito Socialista Italiano, due donne che affondano le radici solidamente nel 1900 e che ci hanno accompagnati
quasi fino alla fine del secolo scorso. Gli accomunano tante battaglie, quella più nota è quella per l'abolizione delle cosiddette case chiuse, che porta il nome di Lina Merlin, ma ha avuto un sostegno amplissimo da parte di Maria Federici, ed entrambe hanno fatto parte della Commissione dei 75 che ha elaborato il progetto iniziale di Costituzione, poi in seguito votato, discusso e votato dall'Assemblea Costituente in formazione estesa. In particolare, quando parliamo di Lina Merlin, dobbiamo ricordare come la formulazione che oggi troviamo nell'articolo 3 della Costituzione, che è quello che afferma il principio di uguaglianza e di non discriminazione, eguaglianza non solo in senso formale, cioè uguaglianza davanti alla legge, ma anche la cosiddetta uguaglianza sostanziale, cioè l'eguaglianza dei punti di partenza tra le persone, che richiede alla Repubblica di intervenire a rimuovere quegli ostacoli che impediscono ad alcune persone di godere, di usufruire al pari di tutte le altre dei diritti fondamentali. Guardate nel primo comma di questo articolo che cosa viene individuato come primo forma di discriminazione non più accettabile, quelle basate sul sesso. Questo primo comma ha un pregio veramente inestimabile, continua a offrire negli anni nuove prospettive, nuove modalità di tutela, nuove modalità di inclusione delle persone. Innanzitutto si afferma quello che è il principio cardine della nostra Carta Costituzionale, e cioè l'idea che tutte le persone hanno pari dignità sociale. Quanto è difficile riconoscere questo principio nella quotidianità. E poi la prima causa di discriminazione divenuta inaccettabile per la nuova Repubblica Italiana diventano le distinzioni basate sul sesso. Ed è molto importante che il sesso venga identificato per primo, perché le discriminazioni nei confronti delle donne riguardano discriminazioni dirette nei confronti di una parte della società, di quella che è diciamo una logica binaria, che sono consapevoli che non sia più modernissima, ma le donne costituiscono la società, d'accordo, insieme agli uomini, e su questo siamo tutti d'accordo. Le donne non sono una minoranza, se guardate tutti gli altri fattori di discriminazione. Passo la parola a Monsignor Marino Poggi, consulente ecclesiastico del CIF di Genova. Non si può presentarlo perché è una gloria nazionale, un amico carissimo, quindi Don Marino, a te. Sono stato invitato e mi sono chiesto cosa potevo dire. Sono assistente del CIF da pochi mesi, quindi però ritornando indietro, siccome sono del 37 ricordo il 45 un pochino, lo ricordo pensando a mia madre e a mio padre. Il problema della donna era già evidente nel 45, la Costituzione in forze, in fieri, lentamente, e il fatto del CIF, ci sono riandato adesso. La formazione cattolica che cosa ha da dire sul valore della donna? Perché poi il CIF è stato questo, ha organizzato, ha fatto benissimo. Io so solo una cosa, che sono stato in montagna della casa del CIF a Cesana e ci sono stato bene, ci sono stato con i senza dimora una settimana, un incanto. Quindi ho usufruito di qualche cosa del CIF di Genova, però so ben poco. Però il problema della formazione per me è un problema enorme, e soprattutto del valore, il vero valore da attribuirsi alla diversità uomo-donna. Io mi sono scritto due parole. Sono riandato alla Genesi, non è bene che l'uomo sia solo, le parole del Creatore. Gli voglio fare un aiuto che gli corrisponda. La
società ha percorso tante strade per valorizzare. Oggi la strada più frequentata è quella della libertà, ma è una strada pericolosa, perché la libertà non ha riferimenti, o meglio ce li ha dentro, ma possono mancare totalmente. Senza luce la verità non ha orizzonti, non ha direzioni. Ecco, mi sono chiesto che cos'è questo valorizzare. E valorizzare, mi sono detto, non è questione né di primati né di spartizione di poteri. Uomo e donna sono uguali come persone, ma cosa significa? Ecco, la parola corrispondenza mi intriga molto e vedo nella corrispondenza un aiuto reciproco nella diversità, aiuto, cioè di un'apertura al dono da dare e da ricevere. L'uomo e la donna sono uguali perché possono donarsi e possono accogliersi. Non è facile percorrere questa strada. Questa è una sfida, perché la spartizione dei poteri non arriva lontano e lasciare tutto alla libertà dell'autoaffermazione è quanto mai pericoloso. Lo dico io, lo penso, poi posso sbagliare. Per cui la gratuità, solo la gratuità non ha proprietari. E la corrispondenza si fonda sulla gratuità, un dono da dare e da ricevere, non da dare e non da ricevere. La sottomissione parla di ricevere, qualcuno che dà e qualcuno che riceve, è uso e sfruttamento. Allora, concludo, per amare, per imparare ad amare c'è solo una grande sfida. C'è la sfida della libertà, ma soprattutto quella della gratuità, che alla libertà aggiunge la meraviglia e il ringraziamento. Se dare e ricevere è gratuità vissuta, e veramente ci vuole la meraviglia di fronte al dono e ci vuole la capacità di dire grazie. Due parole che mi pare ci dovrebbe portare avanti, in quanto è cattolico, quindi si fonda sulla parola di Dio. Grazie. Le cose della tradizione ma anche dell'attualità, veramente. Adesso ci parlerà Monsignor Giuseppe Gilitello, consulente ecclesiastico del CIF regionale. Non so se alzarmi, anche perché non aggiungerei molto alla mia altezza. Preferisco, perché ho appuntato proprio mentre ascoltavo due piccole suggestioni, anche nell'imbarazzo di essere vicino ad una figura che è stata nei miei anni ancora più giovanili adesso di riferimento, ha già fatto una bella prolusione. Vorrei semplicemente intanto ringraziare, oltre che dell'invito, soprattutto anche del parterre molto nutrito, della presenza del Presidente della Regione e di tutti i presenti. Partirei da questa semplice constatazione: 80 anni, io ne ho 20 di meno, e se penso a un uomo, di una donna, una persona di 80 anni, dico quanta storia questa persona, quanto potrebbe raccontare, quanto ha fatto e quanta gratitudine gli si deve. Direi che l'età, forse oggi ancora di più, della saggezza, dovrebbe essere, della maturità, forse liberi da incombenze immediate in cui ci si concentra e si capisce di più davvero che cosa è essenziale, per cosa vale la pena vivere.
E questa semplice immagine la trasferisco proprio a questa associazione ecclesiale, un movimento, il CIF, di cui sono assistente regionale da non molto, e per me è tutta una novità. Io non ho ricordi di nomi e di storie, ma posso attestare proprio anche l'ammirazione che ho per una realtà che vi raccoglie in tanti, in tante, e che li vede molto impegnati in un tempo di disimpegno, in un tempo in cui si reclamano tanti diritti, ma si ha forse poca voglia, come si diceva, di rimboccarsi le maniche e di mettersi in gioco. E allora, d'altro canto, penso anche al motto scelto per questa ricorrenza di 80 anni, dal silenzio alla parola. Storia ce n'è stata, parole ne sono state fatte tante, forse ne abbiamo sempre più bisogno, magari anche di contemperare il silenzio con la parola, perché la parola vera nasca dal vero silenzio, che non è vuoto di idee, ma capacità di ascolto, di riflessione, così come mi richiamo in questo senso particolarmente alla figura femminile, capace di accogliere, capace di contenere, capace di incoraggiare, capace di accompagnare, vedere anche lì dove forse noi dall'altra parte del cielo non siamo subito così capaci a scorgere. Parlino le opere, in un tempo in cui, ripeto, forse c'è troppo chiasso, in continuazione siamo bombardati da tante parole, e proprio è dal silenzio di cui abbiamo bisogno che nasca quella parola saggia, quella parola che certamente non è giudicante ma incoraggiante, e che sottolinea sempre ciò che è possibile, ciò che è positivo. Ci siete, avete una lunga storia alle spalle, non sappiamo il futuro, certo speriamo nella fedeltà di Dio, a noi è chiesto di essere fedeli giorno per giorno, ma ci siete e ci siamo per servire, per metterci a disposizione. E voi lo fate da donne cristiane, credenti, cittadine, proprio attraverso il vostro carisma, che è quello di una laicità anche ecclesiale, ma femminile soprattutto. Il carisma appunto di essere donne che non hanno da contrapporre null'altro se non la propria dignità, il proprio valore insostituibile. Quindi esserci in particolare certo per le donne, come donne, ma esserci per tutti. E allora benvengano anche tutte le iniziative di servizio, come è stato ricordato. Io non conosco, quindi per esempio in questi anni di storia qui questa piazzetta o piazza, siamo città metropolitana, quindi bisogna stare attenti a come si parla, che avete questa piazzetta che avete avuto desiderio di rimettere all'onore del giorno, ecco. L'incoraggiamento ad andare avanti così, anche se gli anni passano, speriamo che ci sia un ricambio generazionale. E se posso spendere infine un'ultima considerazione, un impegno importantissimo in favore della cultura, la cultura della vita, la cultura come donne proprio che sanno che cosa significa vivere, cosa significa soffrire, cosa significa anche mettersi a disposizione perché la vita abbia sempre l'ultima parola, attraverso per esempio la capacità dell'accoglienza, della diversità, della fraternità. E quindi un grande in bocca al lupo, un grande di nuovo desiderio di essere a disposizione per quello che posso essere capace, ne siamo capaci, e appunto Samus ancora. E grazie di questa iniziativa.